abbiamo il curatore delle note, l'ideatore del progetto, Mauro Beato, la curatrice della casa editrice, scusa la rima, Valentina C'è, invece Livio Squero, che ha elaborato invece le illustrazioni che potete notare. La Pokémon Lab è nata nel 2010, è una casa editrice e associazione culturale. Il nostro intento era quello di formare un vero e proprio laboratorio creativo. Volumi, esatto, sono tutti volumi bilingue, come questo. Per i bambini ci siamo divertiti a trovare una musicalità particolare nella scelta di ogni lingua, quindi troverete volumi con l'italiano, l'inglese, l'italiano spagnolo, il giapponese, il francese. A ogni stile, a ogni disegno abbiamo associato una lingua diversa perché poteva essere uno spunto anche quello. Abbiamo anche uno musicale molto carino, Note di viola, con illustrazioni molto in stile francese, sì. Invece ecco, per questo volume qua ci siamo dedicati proprio a un altro stile. In realtà Shakespeare, che ha scritto prevalentemente opere di teatro, è famoso come poeta quasi esclusivamente per i suoi sonetti. I sonetti d'amore che ha scritto Shakespeare sono forse le uniche poesie che hanno avuto la più grande diffusione. Shakespeare ha scritto anche altre poesie, come La Fenice e la Tortora, sono le uniche poesie che Shakespeare ha scritto espressamente per essere pubblicate. Shakespeare fa una scelta precisa nello stile da adottare. Il metro è completamente differente rispetto a quello dei sonetti e anche il livello poetico, non voglio dire poetico, il livello di riflessione filosofica che traspare dalla poesia è particolare rispetto alla produzione shakespeariana. È una poesia poco conosciuta dal grande pubblico, tanto quanto è una poesia studiata invece dalla critica, proprio perché è una poesia che rappresenta un unicum, possiamo dire forse rappresenta l'unica poesia di Shakespeare scritta nello stile metafisico della poesia, cioè la poesia metafisica è la poesia che nasce dal 600 con poeti come John Donne e è la nuova generazione della poesia inglese e Shakespeare scrive questa poesia nello stile metafisico. Cioè c'è sempre il tavolo su cui ci sono degli oggetti e poi è la strofa e poi l'illustrazione. C'è parecchia ombra, come se ci fosse sempre il lume di una candela a fianco, almeno nelle prime pagine. E così sono andato avanti sempre confrontandomi con loro. Ovviamente poi la poesia ha una struttura, quindi c'è all'inizio una presentazione di personaggi che partecipano a questo funerale finale che ho presentato, poi c'è un culmine e quindi le illustrazioni diventano più elaborate e per adesso basta, non so se volete dire.